Auguri a tutti i nonni anche a quest'anno. Questo che vediamo in questa immagine è uno dei dipinti di Giotto nella Cappella degli Scrovegni di Padova. Non c'è bisogno di dire chi sia Giotto, non penso che devo spiegare cosa sia la Cappella degli Scrovegni, tanto più che è di questi giorni la notizia, l'annuncio che è diventata uno dei siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Per quel che ne penso io, potevano anche dichiararla anche prima, vista la consistenza, la qualità, il grande capolavoro, però vabbè, ci sono tante cose da tenere in considerazione. Ben venga questa dichiarazione. E questa immagine raffigura i santi Gioacchino e Anna, è l'incontro dei santi Gioacchino e Anna, che erano marito e moglie e sono, secondo la tradizione, la storia cristiana, sono i genitori di Maria, della Beata Vergine Maria, i genitori della Madonna, quindi i nonni di Gesù, che vengono festeggiati domani, cioè il 26 di luglio, secondo il calendario della Chiesa. Oggi, domenica 25 luglio, l'ultima del mese, è stata per la prima volta la giornata mondiale dei nonni e degli anziani, indetta dal Papa Francesco, che l'ha istituita nel gennaio scorso. Bene, io sono molto contento che il Papa abbia istituito questa festa. Sostanzialmente ha diciamo ufficializzato, ha reso ancora più importante una festa che c'era già, appunto quella dei santi patroni dei nonni, e così anche quelli che negli anni passati hanno pensato di fare una legge per fare la festa dei nonni al 2 di ottobre, vabbè, continueranno ancora a dire che è la festa dei nonni, però se i geni della lampada che fanno le leggi magari prima guardassero un po' la storia eccetera, forse anche sarebbe meglio, però pazienza. Quindi siamo ben felici di ripetere per il secondo anno consecutivo questa cosa. Infatti l'anno scorso feci un video, ora ovviamente non posso pensare che il Papa abbia visto il mio video, mi sembra abbastanza ovvio, nel senso che non credo che guardi il mio canale YouTube e quindi avrà deciso per altri motivi, però diciamo così che mi fa piacere appunto di aver detto qualcosa di questo tipo anche prima che il Papa facesse questa diciamo dichiarazione, questa istituzione. Ben venga, ripeto, e ricordiamoci anche un'altra cosa, che quest'oggi liturgicamente sarebbe San Giacomo, anzi è San Giacomo Apostolo, uno dei 12 apostoli, uno dei più famosi, con Giovanni figlio di Zebedeo, che secondo la tradizione è sepolto, il suo corpo è a Santiago de Compostela, cioè San Giacomo di Compostela, in Spagna, dove si svolgeva fin dal Medioevo, si svolge tuttora, si può svolgere il pellegrinaggio, che personalmente mi piacerebbe fare, non l'ho mai fatto, mi auguro di poterlo fare in vita. E tra l'altro quest'anno, cadendo San Giacomo di domenica, è anche anno santo compostellano, vuol dire che c'è una sorta di giubileo locale. Anche su questo si può trovare tante notizie su internet, sui siti riguardanti questa festività. Quindi ecco che, come abbiamo fatto nei giorni scorsi, mettendo in rilievo diversi santi per qualche motivo importanti, anche adesso con San Giacomo, quindi auguri a tutti i Giacomo e anche ai Giacomino e alle Giacomina che ci sono. Auguri a tutti le Anna ci sono tantissime, Gioacchino, magari Gioacchino è quel di meno, però insomma tutti questi qui che per chi crede i nostri patroni vicino al Signore, e soprattutto i genitori di Maria. Bene, tanti auguri a tutti i nonni, ciao ciao!